Bentrovati a un'altra puntata di Auto da Fè, la nostra rubrica che in questo periodo si occupa dettagliatamente per buona parte della settimana, almeno 2 puntate a settimana, di una vicenda che abbiamo seguito da moltissimo tempo, subito dopo che ci fu il processo di primo grado in tempi ormai lontani. Stiamo parlando della vicenda conosciuta come la strage di Erba. A questo proposito io ho oggi il piacere di poter parlare con uno dei numerosi professori, docenti, accademici che si è occupato di una serie di consulenze che sono poi confluite nella richiesta di revisione del processo che la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato e che adesso sarà sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Intanto presento subito la nostra ospite, la professoressa Letizia Caso, della quale adesso poi vi dirò brevissimamente il corposo curriculum. Buongiorno intanto e grazie professoressa Caso. Buongiorno, grazie a lei. Letizia Caso, professore associato di psicologia sociale e giuridica presso l'Università LUMSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, si laurea nel 98 alla Sapienza con 110 lode e tesi sulla comunicazione nel nuovo processo penale minorile. Da anni si occupa, e qui veniamo più direttamente anche al caso nostro, di temi legati alla comunicazione nei contesti legali, vale a dire la falsa testimonianza, le interviste investigative e gli interrogatori giudiziari, e da questo punto di vista collaborano con istituzioni accademiche internazionali, ma anche con le forze dell'ordine e con la giustizia. È autrice di articoli nazionali e internazionali su questi temi, sui temi della falsa testimonianza e le strategie di interrogatorio, ma anche sulla tutela del minore e delle vittime vulnerabili, che sono collegate all'esigenza di avere un'etica anche negli interrogatori, naturalmente. Collabora con la casa editrice Il Mulino, ha scritto 3 monografie su questi argomenti: testimonianza, intervista investigativa, interrogatorio giudiziario, metodi e strategie per la raccolta delle informazioni e la valutazione della credibilità. È referente scientifico per l'Italia e questa è una cosa che credo sia molto interessante e utile da sapere anche per chi ci ascolta, dell'azione Implemendez, che in sostanza mira a creare reti per mettere in pratica i principi utili a garantire interviste efficaci a fini investigativi. L'obiettivo è quello di definire linee guida condivise in tutta Europa per procedere a tecniche di intervista investigativa che rispettino i principi appunto di etica e di efficacia, che è una cosa importantissima, come vedremo anche nel corso della nostra conversazione in relazione a questo specifico caso di cui ci occupiamo. Sono i principi dell'intervista o dell'interrogatorio efficace, noti come principi Mendez, che prendono il nome dal relatore speciale delle Nazioni Unite, il professor Juan Méndez, che qualcuno di voi avrà visto anche intervistato in uno speciale di Rai 1 da Alessandro Gaeta. Questa iniziativa vuole consentire una messa in pratica di questi principi per avere interrogatori efficaci, e la questione è crucialissima per avere poi un successivo sviluppo di una giustizia giusta, come si suol dire, no? E di arrivare a verità e giustizia e porre fine a pratiche talvolta crudeli, talvolta disumane e che comunque hanno effetti negativi su tante vite attraverso interrogatori non condotti secondo l'etica. La professoressa Caso dirige anche 2 master di psicologia e psicopatologia forense e psicologia investigativa e collabora con l'Arma dei Carabinieri ed è consulente presso diversi tribunali. Professoressa, ho introdotto tutti questi temi e argomenti perché credo siano direttamente, diciamo, afferenti a quello che lei ha fatto anche in questo caso, in tanti altri, ma anche in questo caso. La prego di aggiungere qualcosa o di sottrarre qualcosa, se del caso. E la domanda che mi viene di fondo è: ma in quanti casi gli interrogatori sono condotti secondo questi principi di correttezza etica? E poi entriamo nello specifico del caso in questione. Allora, quanti casi, se parliamo di casi a livello internazionale, abbiamo una discreta casistica, cioè di situazioni in cui le persone che sono state poste sotto, diciamo, interrogatori non corretti, cioè non hanno, come dire, rispettato la criticità, la vulnerabilità, la condizione del soggetto, allora sì, possiamo dire che la casistica è importante. Se parliamo dell'Italia,
allora la situazione diventa, diciamo, interessante, nel senso che non abbiamo grande casistica, alcuni noti, è il caso per esempio di Amanda Knox, che viene spesso citato, dove però Amanda Knox, come dire, cede in un primo momento un interrogatorio fortemente, come dire, pressante, non mangia, non dorme da diverse ore, non ha un avvocato, e quindi è chiaro che viene posta in una condizione di estrema fragilità e confessa qualcosa che non ha commesso per poi ritrattare. Perché? Perché Amanda Knox è una studentessa, una ragazza, insomma, che ha comunque delle competenze tali da rendersi conto che quello che è accaduto va contro la realtà dei fatti. Cosa è diversa se invece una persona è estremamente fragile per condizioni, diciamo, statiche, cioè non possono essere modificabili perché ha un ritardo mentale, perché è una persona analfabeta, per tante condizioni. Quindi la casistica in Italia ci dice poco, il che perché? Uno, perché secondo me non è vero che in Italia non, diciamo, le fondamenta, diciamo, del sistema penale sono garantiste. La questione è che chi controlla i controllori, cioè nel senso che chi è che ci dice che in quel contesto, diciamo, in quella procura, in quell'ufficio, diciamo, della polizia giudiziaria le cose sono condotte correttamente. Nessuno, perché Anche perché non sempre c'è l'avvocato difensore, non sempre ci sono testimoni terzi. esatto, non ci sono sempre condizioni, diciamo, di garanzia. Parliamo sicuramente della persona che viene informata sui fatti, che poi diventa indagato. E allora torniamo alla casistica, che è limitata, però non è questo il punto, il problema non è tanto la casistica potrebbe essere bassa perché in Italia si fanno le cose per bene, potremmo anche dire questo, ma quando le cose non vengono fatte correttamente è bene che ci sia, come dire, una seria interlocuzione tra scienza e chi poi di fatto opera nei contesti, diciamo, investigativi, che è quello che secondo me un po' non sta avvenendo in questo momento, cioè una sorta di chiusura rispetto invece a delle, come dire, evidenze scientifiche che sono secondo me state poste al vaglio di un nuovo processo e come dire, di una riflessione che andrebbe in qualche modo fatta. Perché come dire, questo è un caso dove le incongruenze e le questioni che noi rileviamo dalla letteratura scientifica sono molto forti. Parliamo di due persone che hanno, come dire, una vulnerabilità importante. Ritornando ai principi di Mendez, Mendez dice proprio questo: stiamo attenti alle persone che hanno un disagio, che non sono in grado di comprendere correttamente ciò che gli chiedi. Stiamo attenti a quelle situazioni che in Italia noi le troviamo molto bene con i bambini. Ecco, con i bambini l'Italia è stata molto brava perché ha capito che sono soggetti vulnerabili. Con gli adulti questo oggi non c'è. Cioè non c'è ancora, come dire, una sensibilità da parte degli inquirenti nel capire che non siamo tutti uguali di fronte alle domande. Cioè Certo. la stessa domanda può provocare risposte diverse a seconda della situazione e della persona. Ecco, in relazione quindi alla strage di Erba, dove uno degli elementi fondamentali sono state le famose confessioni, no? Quindi a un certo punto i due, dopo 2 giorni di isolamento e dopo aver manifestato la loro innocenza in un primo interrogatorio, diranno di aver commesso la strage con modalità che abbiamo già ampiamente discusso e che abbiamo visto essere piene di contraddizioni ed errori. Però, al di là di questo, io voglio partire dall'inizio e chiederle, professoressa Caso, lei entra nell'equipe dei consulenti in gruppo anche con il professor Sartori, che ha messo insieme tante competenze specifiche, molti dei professori e dei consulenti li abbiamo anche ascoltati. Lei è una di questi e diciamo ne è venuto fuori un lavoro, io da lettore e da cittadino lo definirei monumentale sulla base di questo caso, no? Ma monumentalmente importante anche per una questione appunto di cittadinanza, per una questione etica, per una questione civile, mi viene da dire, perché e qui ci interessa quello che lei ha fatto, quello che ha potuto esaminare e che conclusioni ne ha tratto. Da dove è partita lei in questa vicenda relativa alla strage di Erba? Perché lì sembrava tutto definito, il grande pubblico, il cittadino comune, questo sapeva, che c'erano delle confessioni. E lasciamo perdere gli altri 2 elementi gravemente, diciamo, che hanno portato alla loro condanna. Parliamo solo della parte dichiarativa, che ha a che fare anche con gli interrogatori. Ecco, lei su che cosa mette la sua attenzione e cosa vede partendo?
Allora, l'attenzione per quello che riguarda, diciamo, il mio apporto al lavoro è sicuramente legato all'interrogatorio di Olindo e Rosa, quindi uno studio di quelle che sono state le domande e innanzitutto le domande, quindi gli scambi comunicativi tra gli inquirenti e questa coppia. Quindi abbiamo letto tantissime pagine e tantissimi momenti in cui queste persone sono state interrogate e le tipologie di domande che sono state poste. Allora, la letteratura, Ecco, diciamo, la interrompo sì. solo brevemente, perché molti di coloro che ci ascoltano avranno già ascoltato, perché abbiamo mandato in onda integralmente gli interrogatori davanti ai pubblici ministeri di Olindo Romano e Rosa Bazzi, sia l'8 gennaio che il 10 gennaio del 2007, il giorno delle confessioni. C'è da notare una discrepanza enorme tra quanto loro dicono l'8 e quanto dicono 2 giorni dopo. L'8 si professano innocenti, addirittura quando a Olindo il pubblico ministero dice ma il signor Frigerio l'ha vista, e lui dice candidamente, tra virgolette, ma si sarà sbagliato, cosa vuole che le dica? Quindi c'è un mutamento straordinario dell'atteggiamento dei due, dovuto a che cosa? Ecco, dovuto alle domande o dovuto a quel che è successo in mezzo o una combinazione di tutti questi fattori? Cioè, appunto, Esatto. lei che cosa analizza? Allora, è sempre, come dire, le cose non sono mai così semplici, è sempre una combinazione di elementi, perché non è soltanto la domanda, ma è la prospettiva che cambia in quel contesto. Questo è molto importante perché quando, come dire, in qualche modo gli inquirenti cambiano la propria tesi e ne abbracciano, come dire, in maniera cieca un'unica tesi, come dire, è come se noi intraprendessimo una strada che ha senso unico, non ne puoi più uscire, non hai più possibilità e non c'è più possibilità, soprattutto da parte degli inquirenti, di mettersi in quello che è il processo di falsificazione. Aspetti che abbiamo perso Cioè qualche io secondo. dico, Abbiamo perso qualche no, dico, secondo, professoressa. Ecco, lei sì. diceva, quando si incomincia a mettere in una strada di irreversibilità, aspetti che ci siamo frizzati un'altra volta, ci siamo fermati un'altra volta col collegamento. No, adesso torno a vederla e a sentirla, presumo. Prego. Ok, no, mi dispiace per se il collegamento ogni tanto fa le bizze. Sì. No, appunto, dicevo, quello che cambia, innanzitutto cambia nella mente degli inquirenti quello che è la propria tesi. Cioè nel momento in cui Mario Frigerio fa la sua confessione, non la sua confessione, dice chi è l'autore del reato, quello diventa l'unica strada per gli inquirenti e questo viene in qualche modo, come dire, trasmesso all'interno della relazione con Olindo. Per cui cambia completamente l'assetto. Olindo non ha più possibilità, come dire, di porre altre alternative se non quella difensiva. Per cui è una combinazione di elementi quando cambia il contesto, cambia la situazione, cambia l'atteggiamento degli inquirenti e cambiano anche i tipi di domande. Il problema delle domande è che la domanda reale che andava posta è cosa è accaduto quel giorno, ma non confermami tutta una serie di idee che io inquirente mi sono posta. Quindi è questo il cambiamento che noi abbiamo tra l'8 e il 10, cioè una prospettiva, è come se io cambiassi lenti, come se cambiassi occhiali, vedessi tutta un'altra storia e attraverso questo filtro io comincio a colloquiare con te. Quindi è chiaro che l'unica possibilità che aveva Olindo non è più tra dire, come dire, scagionarsi o rispondere alle domande, ma diventava tra minore diciamo danno che io posso in qualche modo avere nel rispondere delle domande. Questo diventa il rapporto tra Olindo e i propri inquirenti. Non ci sono strade alternative, quindi quando io non ho una strada alternativa, quello che posso fare è appunto cercare di creare il minor danno possibile. Qual era il minor danno possibile per Olindo? Quello di non distaccarsi dalla moglie, perché in tutto questo l'altro elemento di complessità è la personalità di Olindo, cioè come una persona reagisce di fronte a un cambiamento di prospettiva. Se una persona è, come dire, resiliente, in grado di contrastare, in grado di resistere, probabilmente continuerà nella propria posizione. Se una persona invece è fragile, vulnerabile, in qualche modo assorbe quello che avviene e nell'assorbirlo non è più in grado di rendersi conto in realtà qual è più la realtà stessa. È quello che succede a Lindo. Lindo perde il senso della realtà e comincia, come dire, in qualche modo a confabulare, che sarà tutta una lunga confabulazione quella della coppia, rispetto all'unica prospettiva che lui ha di fronte, che è quella di minimizzare i propri danni.
Questo è un po' quello che insomma io ho intravisto nel cambiamento, che è un cambiamento che non possiamo intravedere soltanto dalla lettura delle domande, ma Bisogna ascoltare gli interrogatori. esatto, bisogna ascoltare, come dire, in qualche modo lo sviluppo degli interrogatori, perché è un continuo, per esempio, massimizzare le evidenze probatorie, Mm. è un continuo, come dire, minacciare di conseguenze Ecco, negative. massimizzare le evidenze probatorie significa dire, come fanno i pubblici ministeri nel secondo interrogatorio, che le prove sono granitiche, che Esatto. voi non ne uscite più, che il signor Frigerio l'ha riconosciuta, vi ha La famosa, visti, sì. eccetera, eccetera. Quindi voi da qui non uscite più, viene Esatto, è detto una loro. strada, come le dicevo prima, diventa una strada senza uscita, soprattutto per una persona che non è in grado, come dire, cognitivamente, non ha competenze cognitive tali da permettergli di poter uscire da quella condizione. E quindi tutto si sposta, l'asse, come dire, di pensiero si sposta per Olindo e Rosa su come possiamo evitare di separarci, che diventa quasi una condizione quasi ossessiva nella coppia, e come possiamo minimizzare i danni, non comprendendo neanche quali sono tra l'altro i danni, perché una coppia che neanche ha pensato di prendere un avvocato, sono persone che hanno, come dire, una povertà intellettuale che è importante, quindi sicuramente è un caso molto particolare quello di Ecco, Olindo Rosa. dicevo prima, professoressa, loro quando vengono arrestati si dichiarano innocenti, subiscono degli interrogatori il giorno 8 gennaio 2007, il giorno dell'arresto, si dichiarano innocenti e lì sembrano avere un'opinione molto chiara di come comportarsi. Nel frattempo, sottoposti a isolamento, rimangono in isolamento 2 giorni, cominciano a incrinarsi tante certezze. Cosa avviene nel frattempo? Che Olindo lo racconterà lui stesso in un'intercettazione che precede di poco la seconda tornata di interrogatori, quelli delle famose confessioni. E beh, Olindo viene raggiunto da carabinieri che gli prospettano appunto la impossibilità di uscire da lì a meno che tu non cominci a confessare qualcosa, ricavandone anche dei benefici. E gli instillano nella mente che il fatto che questa confessione possa essere la salvezza della moglie. Questa cosa viene detta esplicitamente in un'intercettazione di pochi minuti, nella quale Olindo dice a sua moglie esattamente questo: i carabinieri mi hanno detto di comportarmi così, così tu puoi uscire. E lei è sbigottita, dice: ma se io esco mi butto sotto un treno. E tu come fai a dire cose che non abbiamo fatto? Ecco, di fronte a tutto questo, io posso, glielo domando, come fa una confessione che nasce su queste premesse a essere ritenuta genuina, spontanea, veritiera? Il dottor Tarfusser, che pure abbiamo sentito nella sua richiesta di revisione, dice che questa confessione non poteva neanche essere raccolta in questi termini. Non Allora, è qui genuina. no, no, allora, non è genuina e quando io ho una, come dire, un approccio verificazionista, cioè voglio verificare esattamente quello che ho in mente, tutto quello che non coincide con il mio pensiero viene escluso, compreso quello che noi invece stiamo valutando, cioè come può una persona che fa questo tipo di discorso non sapendo di essere intercettato essere poi valutato come genuino. C'è un problema che è culturale, e cioè nessuno con grande facilità accetta l'idea che io, se io confesso alla fine confesso una cosa che non ho commesso. Chi di noi cioè, si comporterebbe in questo modo? Cioè confesserebbe qualcosa che non ha fatto? Nessuno più o meno, cioè se fa una domanda in giro, lei andrebbe a confessare di aver ucciso una persona, ma, dice, ma neanche per sogno. Quindi c'è il problema di Mario Frigerio che dice di aver visto Olindo, c'è la polizia che ha bisogno in qualche modo di mettere punto a una strage, perché stiamo parlando di una strage che colpisce anche l'opinione pubblica, viene ucciso anche un bambino. Sì. Questi elementi sono elementi che hanno un grande valore comunque anche nel lavoro degli inquirenti. Io inquirente che so che è successa una cosa terrificante, cioè donne e un bambino vengono uccise, ho inconsciamente anche bisogno di trovare un punto, perché abbiamo una comunità che è completamente, come dire, sconvolta da quell'episodio. Questi sono elementi che, come dire, molto sottili, difficilmente valutabili, ma che hanno comunque un loro peso. Quindi io non voglio anche in qualche modo, come dire, spezzare una lancia rispetto a
delle indagini che sono state condotte nella ricerca di un colpevole, nella necessità di mettere, come dire, di riappacificare una comunità che si sente, molto a disagio, perché in quel posto c'è qualcuno che è capace di fare delle cose terribili. Questo non è accaduto soltanto con Olinder Rosa, pensiamo anche al caso di Yara Gambirasio. Quando è stata uccisa Yara Gambirasio, la comunità di riferimento ha avuto necessità di interventi di psicologia di comunità, perché nessuno si sentiva più tranquillo in quel posto. Queste sono questioni, guardi, che sembrano molto distanti dagli aspetti degli interrogatori, ma hanno anche questa una valenza nella psicologia di chi poi conduce comunque delle indagini. Non è facile, bisogna avere una capacità, come dire, di appunto falsificare l'ipotesi, cioè dire questo è vero ma fino a prova contraria, allora non devo precludermi altre possibilità. Che significa? Non devo prendere in considerazione che delle persone intercettate che dicono certe cose probabilmente va fatta un'indagine ulteriore sulla personalità, sulla capacità di intendere e di volere, su tantissimi elementi che riguardano queste persone. Quindi adesso io ho allargato un po' il discorso, però è, come dire, molto difficile per un inquirente di fronte a un nome che viene fatto e una persona che viene invitata a confessare che poi lo fa, dire ma no, stiamo scherzando, in realtà loro lo dicono ma non lo pensano. Ecco, quindi... Ecco, professoressa, quali sono i dati più eclatanti, più chiari, più rilevanti che lei ha trovato in queste confessioni, in questi interrogatori? Quali sono quelli che più stridono con i principi etici di Mendez di cui parlavamo e quali sono state poi le sue conclusioni Allora, definitive? allora, sicuramente quelli che stringono di più sono come queste persone sono state portate a confessare, tutti quegli elementi che abbiamo visto, cioè la progettazione per esempio di benefici, le minacce, diciamo, rispetto a quelle che sono le conseguenze, sono diciamo, dei mezzi, diciamo, per poter insomma convincere le persone che non si possono utilizzare questo vanno contro l'etica. L'altro principio è una questione proprio di dignità umana, cioè bisognerebbe essere in grado di capire come si fa con i bambini che anche gli adulti possono avere delle fragilità. Pensate ad esempio anche a soggetti con sindrome dispetto-autistico, cioè situazioni dove c'è un bisogno di un supporto anche delle scienze psicologiche per capire come regolarsi con certi soggetti, o una formazione, basterebbe anche una formazione, come dire, di chi poi si occupa di questo. Gli elementi più eclatanti sono sicuramente una mancanza, diciamo, di coerenza, quella che viene detta appunto conoscenza consapevole, nulla di quello che loro raccontano si ritrova negli elementi che poi gli inquirenti hanno realmente trovato. Allora, qual è il discorso degli interrogatori? Che gli interrogatori dovrebbero essere condotti attraverso una narrazione libera e poi fare probing, cioè dire mi hai raccontato questa cosa, approfondiscila. Tutto questo non avviene in questi interrogatori, si parte da domande suggestive, domande che chiedono una risposta sì no, domande che confermano ciò che è già contenuto nella domanda. Quindi di fatto queste persone non hanno mai realmente sporto una confessione, hanno semplicemente confermato delle cose che sono state chieste, spesso sbagliando, quindi facendo una miriade di errori. Quindi se noi dovessimo prendere in maniera settica gli elementi della confessione di queste persone, troveremmo il nulla. Quindi, cioè, il nulla significa nulla che è coerente con ciò che è accaduto, con ciò che è stato ritrovato sulla scena del delitto. Quante sono le cose che loro raccontano e che sono state in qualche modo già, come dire, che hanno già ricevuto come informazione o da fotografie o da racconti, tantissimi. Quindi gli elementi più Ecco, una cosa eclatanti. molto, diciamo, materiale: far vedere le foto della scena del crimine a coloro che stanno per confessare, non credo che sia il modo migliore per avere una descrizione genuina di ciò che è accaduto, no, anzi è l'esatto contrario. Eppure questo è accaduto. Ti faccio vedere le foto, così che tu possa dirmi dov'era il corpo. Esatto, quindi questo è poi insomma voglio dire, io non penso che non si fossero resi conto che queste persone erano molto semplici, quindi Mh. un interrogatorio etico significa appunto, ripeto, rispettare quelle che sono le possibilità del proprio dell'interrogato, portare l'interrogato a raccontare quello che può raccontare genuinamente e poi successivamente, come dire, fare delle verifiche. Questo è
la modalità più corretta che noi dovremmo ritrovare. Questo non c'è, quindi non c'è nulla che richiami quelli che sono i principi di Mendes. Ora Mendes, adesso attualmente stiamo traducendo i principi anche in Italia, con l'Ufficio per il Garante delle persone private della libertà personale, quindi stiamo facendo un lavoro anche in Italia su questi aspetti, affinché siano di competenza, diciamo, di chiunque opera in questo settore e che possa in qualche modo essere attenzionato su quelli che sono i rischi di un interrogatorio mal condotto. Perché ecco, professoressa, lei si è occupata anche dell'interrogatorio del luogotenente Gallorini al signor Frigerio in ospedale il 20 dicembre? Quello allora, da cui io ho poi letto, salterà fuori da lì in avanti il nome di Olindo, faticosamente, perché il professor Sartori è stato molto tranchant su questo punto, no? E ha verificato che il nome di Olindo in quel caso non viene fuori dalla bocca del signor Frigerio, ma 9 volte dalla bocca dell'interrogante, cioè del carabiniere che lo interroga. Allora, noi abbiamo due situazioni molto diverse. Diciamo, per alcuni aspetti l'interrogatorio di Frigerio e l'interrogatorio di Olindo Rosa hanno gli aspetti, diciamo, che è lo stile di interrogatorio che viene utilizzato in questo processo. Cioè, in entrambi i casi noi abbiamo persone che tendono a, come dire, rintracciare a tutti i costi degli elementi che hanno in mente. Questo avviene con la differenza che mentre Mario Frigerio era una persona che aveva dei problemi, diciamo, legati al trauma che aveva subito, cioè era stato aggredito, aveva perso la coscienza, era stato in coma, quindi tutto, e aveva appunto la questione del monossido di carbonio, tutta una serie di questioni che facevano ritenere assolutamente una persona non attendibile. Cioè Mario Frigerio non poteva proprio, come dire, una persona non idonea in qualche modo a testimoniare. Olindo e Rosa, con le dovute attenzioni, avrebbero potuto assolutamente essere interrogate, ma non con queste modalità. Quindi è lo stile che si ripete, diciamo, in entrambi i casi, con condizioni di vulnerabilità però diverse. Perché sicuramente Maria Frigerio, se non avesse, come dire, avuto l'aggressione e tutto quello che poi ne ha determinato l'aggressione, probabilmente sarebbe stato un testimone attendibile. In quelle condizioni no, non poteva essere Ecco, attendibile, il non signor poteva Frigerio ricordare. inizialmente però parla di uno sconosciuto e su quello è intransigente per un bel po' di giorni, settimane, dopodiché cambia opinione. È attendibile perché, guardi, io le parlo terra a terra, non da scienziato, ma avendo ascoltato più volte quelle registrazioni, la sensazione che uno ne ricava è che gli venga tirato fuori a forza il ricordo di Olindo, che lui non aveva affatto spontaneamente. Poi No, quando si consolida questa falsa memoria non gliela leva più nessuno. Però, esatto. però il problema mi sembra che gliel'hanno cavata fuori a forza, un po' come la signora ha letto nel caso di Marta Russo, no? Le viene detto più o meno di cavar fuori, in quel caso addirittura con una metafora molto volgare, qualcosa dal profondo del suo cervello, qualcosa che lei non aveva però. Il caso di Amanda Knox, diceva. No, Marta Russo, stavo Ah, citando il caso della signora ah, Letto, la testimone ok. che vide di due sparare, ma non era vero, non aveva visto nulla. No, perché anche Amanda Knox gli fu detto, insomma, Esatto, come dire, quasi una sorta di ipnosi, insomma, di sì, immergersi sì, nel sì. ricordo, eccetera. Allora sì, in realtà noi nel caso di Frigerio abbiamo proprio, come dire, una suggestione bella e buona, nel senso molto forte, ed è molto facile che una persona così ci sia, come dire, un condizionamento tale per cui quella persona poi è profondamente convinta di quello che dice. Cioè, mentre con Olinder Rosa abbiamo una situazione più di compiacenza, a un certo punto io sono, come dire, per uscire da questo impasse, da questa via a senso unico, devo trovare, come dire, la soluzione, Ecco, mi scusi l'unica. professoressa, anche lì non è per interloquire, non per interromperla, Sì, ma quando Olindo dice metta quello che vuole, così almeno raggiungiamo un risultato finale. Quando Rosa Bazzi dice lei mi dice le cose, io le dico sì, sì e la esatto. finiamo lì, ed è pronta a sottoscrivere una versione completamente falsa, tanto che è l'avvocato difensore a intervenire, dice guardi che lei sta dicendo sì a una versione che era la prima versione di suo marito, che è quella sbagliata, lei deve dire sì alla seconda che sarà quella giusta. Beh, a me sembra che queste sono cose, diciamo, che difficilmente possano trovare spazio in un'aula di giustizia come veritiere e genuine. Sì, sicuramente noi parliamo di un processo accaduto molti, molti anni fa, dove in Italia
Rispetto agli altri paesi, diciamo, europei, ma anche in America, si parlava molto meno, diciamo, di questioni appunto di fragilità. Questo è anche l'altro aspetto, nel senso in cui mi è stato proprio chiesto di aggiornare all'interno della perizia quelle che erano le fonti più recenti e più attuali, che all'epoca non erano, come dire, note, perché non c'erano ricerche. Quindi come accademica, appunto, il collega Sartori mi ha proprio chiesto di fare una sorta di review, diciamo, quali sono le ricerche attuali che possono in qualche modo creare una nuova prova, perché è vero che se ne parla da molti anni, ma è vero che come dire, le evidenze più chiare sono recenti. E allora l'idea è che i giudici prendessero in considerazione il fatto che oggi ci sono, come dire, dati scientifici, evidenze scientifiche, appunto, che non c'erano 20 anni fa, più di 20 anni fa. E che consentono di qualificare come nuova prova ciò che voi avete portato. Lei si aspettava che fossero perlomeno discusse queste nuove prove? Effettivamente sì, lo speravo, insomma. Come dire, la mia ipotesi è che queste persone siano ingiustamente detenute, ma è una mia ipotesi personale, chiaramente poi sarà. E allora forse vale la pena, come dire, realmente prenderle in considerazione, ridiscutere. Io spero, insomma, che ci sia in qualche modo uno spiraglio futuro, perché rispetto a quelle che è la conoscenza che noi abbiamo degli interrogatori, delle questioni, diciamo, della vulnerabilità, tutto rimanda molto a una enorme probabilità che queste persone, un'alta probabilità che queste persone non abbiano commesso questo reato. Quindi io parlo proprio come si parla, nella scienza, nel senso di probabilità, e quindi mi auguro, insomma, che ci possa essere davvero una revisione e il prendere anche in considerazione che la scienza va avanti, la conoscenza prosegue, e che quello che noi non sapevamo 20 anni fa, oggi lo sappiamo con maggiore certezza, e le ricerche, gli articoli scientifici che ci dicono che sono tante le persone che possono confessare falsamente, se indotte, se sottoposte a un interrogatorio pressante, un interrogatorio, come dire, che non utilizza quelle modalità a un po' imbuto, cioè dalla narrazione libera fino al prompting, allora, ecco, se no. Ecco, professoressa, per chiudere la nostra conversazione e alla luce del suo lavoro scientifico, potremmo dire che questo è un caso da manuale, mi consenta questa definizione, di false confessioni? Assolutamente sì, io sono proprio dell'idea che questo fa proprio storia, diciamo, per diciamo, la variabilità delle situazioni. Abbiamo una vittima, abbiamo 2 imputati, abbiamo tantissimi elementi che fanno, secondo me, la storia in Italia, diciamo, di una falsa confessione esemplare. Per cui assolutamente sì. In Inghilterra ci sono casi che sono insomma passati alla storia, con Woody Johnson, che è stato uno dei primi che si è occupato del tema della suggestionabilità dell'interrogatorio suggestivo. E ci dice questo, appunto: se sei una persona con un alto livello, diciamo, di ritardo mentale, con un alto livello con un basso livello di autostima, un alto livello d'ansia, delle caratteristiche, stiamo attenti a come le interroghiamo. Quindi sì, la risposta è sì. E tutti questi fattori è stato possibile appurarli soltanto adesso, più recentemente, ben dopo la condanna. Questo è l'elemento di novità. L'elemento di novità, sì, che Lindo e Rosa sono stati valutati da un punto di vista, diciamo, del profilo di personalità solo adesso. Speriamo che non sia tardi. Per verità e giustizia, per usare ancora le parole del dottor Tarfus. Grazie intanto alla professoressa Letizia Caso. Grazie davvero, professoressa. Grazie a lei. Avete ascoltato Auto da Fè.